Momento complicatissimo in casa RSC con gli biancazzurri reduci da 3 sconfitte consecutive, bisognosi di rialzare velocemente la china. Al Luigi Averna di Torre Archirafi arriva però un Santa Domenica di vittoria già affrontato ed eliminato nel primo turno di Coppa Italia Promozione, ma che rispetto a 2 mesi fa vive un grande momento di forma avviandosi verso la zona playoff. E domenica 24 novembre, giornata numero 11 del campionato di promozione Girone C, Mister Seminara sceglie il 4-3-3. Calabretta in porta, Parisi e Cerre due terzini con la novità Saleme e Zagami a comporre la coppia centrale, mediana a 3 con Marino in cabina di regia, Puglisi e Musarra alle due mezzali, in avanti Marraffino e Bonaventura ai lati di Fisichella. Questo l'11 iniziale dei biancazzurri che partono anche bene al sesto, infatti Fisichella protegge bene su rimessa laterale, servizio per l'inserimento di Musarra, stoppato però al momento del tiro che esce smorzato. Il primo a fondo degli ospiti invece di quelli che taglia, Rabbagliati immarcabile nel corpo a corpo, scarica per il compagno che va di prima in avanti per Bontempo che sfrutta l'indecisione di Parisi, piazzato davanti a Calabretta e in vantaggio il Santa Domenica di vittoria che fa 0-1. Gelato il Luigi Averna dopo un quarto d'ora, ma sono sempre gli uomini in maglia bianca a creare. Qui Montagno crossa bene per Rabbagliati, rimpallo in zona di schietto, alla fine Marino sbaglia l'intervento scalciando proprio il 9 ospite ed è calcio di rigore. Per gli 11 metri, ma poi Vidal che con freddezza calcia centralmente, spiazzando Calabretta e Santa Domenica di vittoria che raddoppia alla mezz'ora. Reazione RSC nel finale, Bonaventura scodella in avanti, deviazione che favorisce Fisichella che col sinistro spara forte, ma Colonna intuisce e stoppa tutto. 0-2 al termine della prima frazione, nella ripresa provano a riaprirla i ripostesi, qui Cerra aggancia bene in zona lunetta, prova col mancino, Colonna sicuro in due tempi. Chance però anche dall'altra parte, solito Rabbagliati a proteggere col corpo imponente il numero 9, sponda per Bontempo al limite d'area, siluro col destro, super parata di Calabretta che salva i suoi dallo 0-3. Più avanti tocca nuovamente alla RSC, Cerra premio Rofino che mette un gran pallone in mezzo, Fisichella di testa non trova lo specchio. A metà ripresa ancora un'occasione, Musarra va dalla bandierina, pesca Cerra sul secondo palo, ma il tiro dell'8 biancazzurro termina alto sopra la traversa. E si spengono qui le speranze RSC, sarà questo di fatto l'ultimo frame di questa sfida, cade ancora la Russo Sebastiano Calcio che tornerà in campo domenica contro il Gemini.